pensiero del giorno, lunedì 9 giugno, tempo dell'ascolto. L'amore cristiano non è fatto di parole o di sentimenti. È un amore concreto, diventa tutto uno con la persona amata. L'ascolta, entra nelle preoccupazioni, nei dolori, nelle gioie dell'altro e condivide tutto e naturalmente. Scende al concreto, alle cose concrete. Ha tutte le sfumature e sa trovare il modo migliore per esprimersi. L'amore è attento perché dimentica i propri interessi. L'amore è premuroso perché appena nota un bisogno nell'altra persona fa di tutto per soddisfarlo. L'amore è essenziale perché sa avvicinarsi al prossimo anche solo con un atteggiamento di ascolto, di servizio, di disponibilità. Chiara Ludwig, Estratti. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.